Sono molto lieto di aver ricevuto il primo ministro etiopico Abiy a Roma. Siamo già visti, mi ha riservato una calorosa accoglienza quando sono stato ad Addis Abeba lo scorso ottobre. Gli cedo quindi volentieri la parola. Sua Eccellenza Primo Ministro signor Conte, vi ringrazio per la sua grande accoglienza che ha fatto a me e alla mia delegazione. በጣም የተሳካ ውይይቶች ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ከጣሊያን መንግስት ጋር ማድረግ ችለናል። በተለይም ከእርሶ ጋር የነበረን ቆይታ በኢትዮጵያና በጣሊያን መካከል ያለውን ግንኙነት Durante la nostra permanenza የሚያሸጋግር siamo sicuri che sarà solo l'inizio per fare dei nuovi passi. ሀገራትና ጣሊያን ለማገናኘት አብሮም ወደ ልማት ወደ ሰላም እና ወደ አንድነት የሚያሸጋግር ፕሮጀክት ውስጥ ለመሳተፍ ያለውን ዝግጁነት ማድነቅ እፈልጋለሁ። በተለይም ማሰዋንና አዲስ አበባን Scusate, avete problemi per la traduzione? Maybe channel. Adesso ascolta? Sì, adesso sì. Sì, adesso sì, grazie. I will start. በመጀመሪያ የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ኮንቴ በሀገራቸው ላደረጉልን Sua Eccellenza Primo Ministro Conte, vorrei ringraziare per la sua calda accoglienza a nome mio e della mia delegazione. ጣሊያን በነበረን ቆይታ Durante la nostra visita qui in Italia እና ሰላም ግንኙነት በርካታ ውይይት ያደረገን ቢሆንም abbiamo fatto dei vari discorsi, però durante il discorso generale che ho avuto con il Premier Conte, specialmente riguardo Massawa e Addis Abeba, per unire e avere dei risultati positivi nel loro rapporto. È stato molto positivo e vorrei esprimerle questo punto. E per quanto riguarda Addis Abeba, proprio come il suo nome, Addis, renderla nuova, abbiamo lo scopo di aprirlo al mondo. የተወሰነ ቦታቸውን ለሌላ ልማት ሳይሆን ለፓርክ ለህዝቡ ክፍት vorremmo aprirlo a gente a fare dei parchi, presentando al vostro paese tramite lei. Vorrei ringraziare lei a nome mio. ምግብ ለመብላት የሚቸገሩ እንዳሉና ለነሱ ዳቦ ለማቅረብ ባለን ፍላጎት የዳቦ መስሪያ ፋብሪካ ለማገዝ ቃል የገቡትንም እንዲሁ la promessa che ha fatto per fare la produzione di pane per coloro che non trovano da mangiare, ricordo la promessa. የነበሩትን የማገዝ ፍላጎት የገለጹ ሲሆን አሁንም ከዚያ ለተመለሱ ወታደሮች መቋቋሚያ እንዲሆን anche il supporto per quanto riguarda i nostri militari, riguardo anche questa promessa vorrei ringraziarla. È stata una visita molto positiva. Vorremmo dirle che è stata una visita molto positiva e abbiamo percepito tutto il vostro sostegno, la vostra solidarietà e vorremmo lavorare insieme e collaborare insieme. La ringrazio.
Dicevo che sono stato davvero molto lieto di ricevere il Premier Abiy. Ricordo ancora con gran piacere l'accoglienza che mi ha riservato quando siamo stati lo scorso ottobre ad Addis Abeba. Ho avuto veramente la sensazione di ritrovarmi in un paese amico e posso dire, non uso queste parole con facilità, che col Premier Abiy si è instaurata una relazione di amicizia personale che di conforto anche all'amicizia e sicuramente contribuirà al più intenso legame tra Italia ed Etiopia. Abbiamo già dato seguito a quella scorsa visita di ottobre. Il vice ministro del Re è stato in visita in Etiopia, in altri paesi del Corno d'Africa. Stiamo quindi seguendo questa regione con particolare attenzione. Questo secondo incontro quindi testimonia questo rinnovato impegno, questa rinnovata attenzione dell'Italia verso l'intera regione, verso l'Etiopia in particolare, ma l'intera regione del Corno d'Africa. Voi ricorderete che ho visitato anche l'Eritrea lo scorso ottobre e ricorderete che durante lo scorso novembre poi ho ricevuto il presidente Formaggio della Somalia. Quindi c'è una insistita attenzione da parte dell'Italia verso la regione del Corno d'Africa e questa attenzione ovviamente si completa verso anche altri paesi. Sapete che sono stato in missione in Niger e Chad, altri paesi che sono di importanza strategica per gli interessi dell'Italia, ma vorrei dire dell'intera Unione Europea. L'Italia non vuole agire da sola, l'Italia vuole porsi in contatto diretto e vuole mantenere questo stretto legame con i paesi, ma incitando l'intera Unione Europea a prestare attenzione allo sviluppo sociale ed economico della regione del Corno d'Africa e degli altri paesi dell'Africa. Mi sono congratulato col Premier Abiy per gli eccellenti risultati che sta conseguendo sul piano delle riforme economiche e sociali. Sapete che è stato eletto un presidente donna, nel suo gabinetto ci sono tanti ministri donne e questo è un segnale importante per l'intero continente africano. Questo è già un piccolo segno, insieme a tanti altri, della sua visione strategica, della sua grande apertura sociale. Abbiamo poi passato in rassegna alcune misure che concretamente possiamo anche noi contribuire a sostenere per rafforzare il processo di riconciliazione nazionale in atto in Etiopia. Tra i meriti del Premier Abiy vi è anche questo processo di riconciliazione della regione, processo di pace e riavvicinamento, in particolare tra Addis Abeba o Ababa come nel loro linguaggio e Asmara. Noi siamo veramente lieti che questo processo continui, si rinsaldi, siamo pronti a contribuire allo sviluppo di nuove relazioni e anzi da questa prospettiva abbiamo già abbracciato l'idea di un nuovo progetto che ci auguriamo di realizzare in un futuro davvero prossimo, che vedrà l'Italia coinvolta in modo permanente in un dialogo con Etiopia, Eritrea e Somalia. Cercheremo di istituzionalizzare questo dialogo perché diventi un appuntamento fisso e da questo dialogo possano nascere misure concrete, costanti e continue. Abbiamo anche, come è stato anche ricordato dal Premier, rimarcato alcune specifiche iniziative in materia di cooperazione allo sviluppo, di rafforzamento delle iniziative culturali. Riteniamo che lo scambio anche culturale, io lo dico sempre, sia fondamentale per poi intessere più stringenti relazioni economiche. È stato ricordato anche il contributo che l'Italia dà per quanto riguarda gli ex combattenti, che ovviamente ritornano alla vita civile, ed è stato anche sottolineata l'importanza dell'Italia che può avere
per sviluppare alcuni progetti infrastrutturali di cui il Paese e la regione del Corno d'Africa ha bisogno. Ho garantito che finanzieremo un progetto, uno studio di fattibilità per realizzare poi le più importanti infrastrutture di cui il Paese necessita e ci faremo sicuramente relatori di un coinvolgimento, già lo stiamo facendo, delle più importanti istituzioni finanziarie internazionali, perché poi questo studio di fattibilità, una volta concordati quali sono i progetti che hanno una priorità, potrà essere finanziario e potrà ricevere il sostegno economico che merita. Un ultimo punto riguarda ovviamente la pressione migratoria. L'Etiopia riveste un ruolo molto importante perché è soggetta ad una intensa pressione migratoria, è una sfida questa che condividiamo e siamo determinati ad affrontarla insieme. L'Etiopia ha un importante ruolo di stabilizzazione dell'intera regione, dell'intero Corno d'Africa. Noi su questo punto siamo costantemente vigiliamo, siamo costantemente protesi a operare per stabilizzare il continente africano e ci rimettiamo anche alle doti di leadership e di visione che il governo etiopico ha in questa direzione e siamo pronti a intensificare la collaborazione anche su questo fronte. Quindi grazie ancora al Premier Abiy per questa visita e confido davvero che ci si possa vedere quanto prima, semmai anche durante questo anno, oltre che a Davos, visto che entrambi saremo a Davos nei prossimi giorni. Grazie. Thank you very much.